Ah, che bel giardinetto che ho oggi. Ma sai perché è bello? No, adesso sinceramente, o perlomeno sai perché io lo vedo bello? Perché non vado a tagliare l'erba, perché non è mio, va la rottura dei coglioni in manco, va la vita in più. Bellissimo, bellissimo. Adoro sto giardino. E come disse l'amico Pelus, mia giardin daria il disarbo. Che sarebbe tradotto dal latino al volgare italiano, all'italiano comune, io al giardino darei il disarbo. Buongiorno Uga, come chiami? Chiama bene? Pumarolan cup. Sì, sì, porta pazienza 2 secondi, ti sto aprendo, sì, va che lavori, ma è come un drago, cara la signora. Ah, che buone quelle pape. Adesso le sto dando solo umido, a parte perché è vecchia, vabbè, ma non aveva problemi a mangiare le crocchette. Il problema è che le buttava veramente tutte fuori, poi non le rimangiava, andavano nelle fessure delle piastrelle, in giro, oppure dentro la ciotola dell'acqua, eccetera. In sostanza, non è un'esagerazione, di GCP, se mi mangiava un terzo scarso di crocchette, un sacco mi costava 200 euro, perché 60 costerebbe normale, ma fai 60 per 3, 6, 12, 18, più aggiungi che mangiava meno di un terzo, vero CP? Ma sì, io manco qua, vedi tu, con l'umido mangia tutto. Guarda una cosa, ho voluto mettere il parchimetro davanti al Cristo, così quando arriva il vigile a controllare, il Cristo lo indica e lo giudica. E il vigile, che è comunque un uomo politico, si sente in difetto, gli nascono quei sensi di colpa inconsci, no? Come diceva Freud. E pertanto magari se go sbagliare a settare il parchimetro non mi dà neanche la multa. Fantastico AliExpress, è arrivato il richiamo per che è un gioco, no? Che ho preso a Giacomo. E sì, dopo praticamente 2 anni. Cioè, fantastico. Che ufficio, Fioi. Che ufficio. Un sogno, veramente. Un sogno. Poi ho sempre desiderato la scrivania d'angolo. Vorrei tramandare un piccolissimo consiglio per risparmiare acqua in camper. Aspetta che metto mentre dico risparmiare acqua in camper. Madonna, sono così proprio. La cosa è di una banalità assurda, però non ce lo dicono. Questi sono i poteri forti, brutti e cattivi. Sostanzialmente, quando fai la pasta asciutta, anche a ste gasughi e schifezze varie, quando la pentola è ancora bollente, subito con la spugna bagnata gli fai tutti i bordi. Così non devi star là a lavare, pulire, sgrassare. Cioè sì, ok, devi ripassarla poi col sapone, però molto meno, hai capito? Dai invece, dai, perché guarda, quelli chi li mangia? Li mangia il gatto? Li mangia il gatto? No, tu li mangi. Oh ragazzo, da quando ho attaccato su Pulmin l'adesivo gigante dietro, limite massimo 70 km/h, e tra l'altro la mia velocità di crociera, oh, non mi rompe più il cacchio nessuno, madonna che bello, che pacchia, se lo sapevo prima. Porca puttana, mi faccio aerografare tutta la parete con scritto 70. Prima di dirti sta minchiata ho voluto attendere 4 mesi, da 4 mesi che ho sto adesivo qua, e da 4 mesi non mi suona più nessuno. E tu mi dirai, cosa sto facendo da Mirko? Io adesso devo pensare un attimo come buttarti giù sti video, perché praticamente domani bisognerebbe girare la puntata con la DS Tech delle nuove batterie a litio, che saranno, Areola che arriva, il primo step per Pulmin 4.0. e il punto è, aspetta che mi parcheggio intanto che ti dico il punto, è che se io anticipo il video della DS Tech, poi guarda che comodo che se sta rassa de telecamera, poi no, sarebbe un casino fare le considerazioni e le prove di queste nuove batterie, capito? Quindi adesso parliamo un attimo e vediamo un attimo. Oh, adesso sconto, Dio, ma fai che scherzi? Ah no, Areola. Ciao ragazzo, guarda che ti saluta il tu Simone da Roma, T e a Diego della DS Tech. Promemoria interno. Io ora posso fare i video della realtà con Mirko, nel senso cronologico del termine. No, aspetta, ci devo darmi istruzione a me. Poi, allora, praticamente, sì, fai che arriva qua da Mirko. Poi farò 2 video della DS Tech che usciranno in anticipo. Uno dell'installazione delle batterie e uno della prova delle batterie. Perfetto. Allora ragazzo, in questo momento nel presente
cioè nel presente, nel senso nel ciclo naturale della sequenza dei video del canale, io sono da Mirko, è il giorno prima dell'installazione delle nuove batterie DS Tech, ok? Per iniziare a fare il Pulmin 4.0, o era il 5, ho perso i conti. 4. E ovviamente la recensione e la prova di quelle batterie saranno disposti in 2 video anticipati a questo, quindi se vai in palla non aspettarti i video della DS Tech, perché saranno già usciti quando guarderai questo video. Quindi cerca Pulmin 4.0 o 5.0 di idrogeni dubbi, adesso controlliamo, e nuove batterie DS Tech. Allora, errata corage, detta Esatto. così in Veneto, dopo realmente non so come che si dice. Esatto, questo è il Pulmin 5.0. Adesso possiamo anche far vedere dietro alle quinte i nuovi bus bar che mi stava facendo Mirko. Vedere Mirko. Dalle tue vecchie bus bar, che praticamente avevano uno spessore molto più fino, diciamo. Siccome adesso le correnti in gioco saranno più elevate, anche quando sarai in ricarica, abbiamo deciso di passare a una cosa un po' più sostanziosa. C'è più di mezzo centimetro di 6 mm. No, mezzo. Soprattutto la novità per Però te. aspetta Mirko, scusa un attimo che ti interrompo. Secondo me la maggior parte del pubblico è in semenia tipo me, quindi è arabo quello che stai dicendo. Quindi, detto a una persona che non capisce niente, cos'è un bus bar? Cioè, cosa serve questo? Cosa fa? Bus bar è la barra che serve a collegare tutti i tuoi dispositivi, le batterie, il DC-DC, tutto assieme. Quindi tipo l'inverter, per capire, perché il mio consumo più grande è l'inverter, va lì. È una specie di tramite Bravissimo. di tramite con le batterie. Esatto. Della serie, per collegare più cose contemporaneamente alle batterie, giustamente. Esatto. Ok, una specie di hub, ecco, il linguaggio informatico è come fosse un hub. Come larghezza sei più largo di quelle che io ho sul mio. In più mi diceva che aveva anche le viti, quelle Questa è una novità che ho autobloccanti. voluto fare per te. Quindi posso farle di lì. solito io uso il dadino classico. Pausa un attimo Mirko. Aspetta, se era in pausa perché mi ha scampato il CP. Esatto. Il CP è terribile. Esatto, ultimamente non sta più lì. Ascolta, no, a parte scherzi, ho fatto un sistema un po' più semplice, no? Siccome di solito tu devi evitare, e se sei in posti un po' scomodi e ti cade questo, allora così hai già il perno fuori, ci appoggi l'anellino del capicorda di quello che devi aggiungere, classico dadino già con la randella incorporata, chiave da 13 o da 10 a seconda del diametro, e ci dai. Ho capito. Quindi ora anche tu dall'altra parte del monitor capirai come mai io farò il figo quando ci sarà da girare il video della DS Tech, che saprò perfettamente cosa significa quella roba, perché me l'ha spiegata in anticipo. Che ascolta i cassi di Mirko, non cosa che ti sia combinare là. Fa vedere. Perché lui fa tutti gli esperimenti, tutte le robe strane, che me le conta, però è anche carino che riprendo e le condividiamo con gli altri, no? Relè temporizzato. Relè temporizzato, quindi una roba regolabile. Che con un tempo che decidi tu dà o toglie corrente a qualcosa. Questo va da 0,99 secondi o da 0,99 minuti, mi sembra. Ma e saper cosa che te in fase top secret o Nessun problema. Allora, stato a combinare? No, quando vado in montagna ho il problema che si ghiaccia il motorino di avviamento. A meno quello 15, del motore? Sì, Camillo, sì. A meno 15 si ghiaccia. E l'unica soluzione che ho trovato è piastrine quelle riscaldanti che ce le ho là. Quelle tipo per chi le mette per gli scarichi delle grigie, quelle robe là? Bravo. Una che metto attorno al motorino di avviamento. E il timer, altre... scusa l'ignoranza, perché il timer? Perché tipo non so 10 minuti. L'importante è che mi porti il motorino a 0 gradi. Quando è a 0 non si accende tranquillamente. A meno 15 no. È già successo anche 20 giorni fa. Sì, no, è che par quasi una marchettata, par quasi una roba falsa, però no. Vabbè, spoiler, infatti ho acceso adesso il telefonino perché mi aveva detto prima. È una bomba, ti dico. È contento. L'ho spremuto, va.
Ma in che senso? De audio o de funzioni? De audio perfetto. Spremuto come navigatore, non perde una virgola. Non rompi... Ma questo è quel che si attaccava al telefono, tipo il mio? Cioè, o al navigatore suo, non mi ricordo. Questo qua ha il navigatore suo. Cioè, tu tipo il telefono spento lo puoi usare come navigatore. Gli devi dare rete. Gli devi dare la Ah, è rete. vero, perché ha bisogno dell'internet, è vero, è Bisogna vero. dei giga. Oppure gli devi mettere la sua SIM dentro. Ah, è vero, è vero. Però il suo navigatore, io invece ho quelli là, tipo delle macchine, cioè il CarPlay che Sì. avvi nel telefonino e quello Sì. lì non è altro che un monitor, mentre No, questo no. era un navigatore. Boh, Questo è praticamente Google Maps. Ah, Punto. Infatti quello che ho qua su Google Maps ce l'ho anche qua. ok, quindi vabbè, insomma, Identico, sputurato, ragazzi, uguale, identico. se vi interessa c'era il video, scrivete a Toto, credo X10, puntine del mondo o puntine e basta. Va, fidati. E soprattutto va anche in modalità sia navigatore che cioè tu usi il navigatore e ti vuoi ascoltare anche le tue musiche o quello che riesci a fare tranquillamente più robe assieme, riesci a gestire senza nessun buffer. Io mi non credo debeva tante ombre, però sinceramente, cioè di quello sì mi ricordo, però non mi ricordo proprio le caratteristiche e robe, sì che avevamo fatto il video, non mi ricordo più niente. Ma io non ho mai visto sta roba, però ho buttato i cosi là, qua che infio questo, se non mi fincia il coso. Ah, se mi avesse dato dopo banconote, niente suo, che forte. E intanto il barista va a fare esso robe, tu capito? La cassa automatica fa Basta, un dammi scontrini. E se venga più. Esperimenti socioculturali. Sempre forte il Mirko e Maria. Non ti consiglio una moglie come a Maria perché fa talmente ben da mangiare che ti ritroveresti tipo qui che va dal dottor Nosaradan, sai quelli là della trasmissione Vita al Limite, quelli là di 600-700 kg, cioè vabbè dai, a senso dai, perché sennò dopo Alessia ascolta e dice ma io quella volta, tipo 2 anni fa, ti feci il pasticcio. Vabbè, dai, domani è il gran giorno, dai, che montiamo le batterie. Sto realizzando adesso, anche perché sto vivendo un periodo un po' di GCP, sì. GCP che mi ascolta che parla. Un po' di ansia, a parte io sono un tipo molto ansioso, fin da bambino sono sempre stato ansioso e l'ansia non è una cosa che si vive nelle cose brutte, ma è uno stato emotivo, è un modo di vivere, l'ansia la si vive anche nelle cose belle. Io tipo avevo l'ansia quando c'era il compleanno perché ero felice, dovevo andare con gli amici, no, a fare la festa e stavo sempre male, mi veniva mal di pancia dall'ansia. E qui ho l'ansia un po' per il lavoro, perché il lavoro è sempre andato bene, però diciamo che un tempo funzionava che mi arrivavano i lavori, li facevo, per carità facevo anche tante ore al giorno, però arrivavano, li facevo, arrivavano, li facevo, arrivavano, li facevo e adesso ne stanno arrivando troppi e sono sbagliato io per carità perché sta arrivando troppi e dici vabbè creo la coda come i meccanici, come chiunque, solo che io non essendo abituato a questo concetto della coda vado un po' in ansia a vedere tutti sti lavori che arrivano, mi spaventano, anche se uso i calendari e tutto quanto, tutto organizzato, però mi spaventa tutta sta roba qua, insomma, ecco. E quindi sì, non è un bel periodo per questo motivo. Sto lavorando un casino e anche, insomma, un po' con sto stato di aiuto. Dai, a tutti. Qua è prima mattina, non si può fare sta roba di prima mattina, fiori però. Spoiler. No, aspetta, che spoiler, scusa. Tanto, no, il video uscirà, il video recensione uscirà prima di queste cose qua che sono dietro le quinte. Quindi spoiler niente. Ma vedete il video? Non so come si chiamerà, so che ci sarà la parola Pulmin 5.0. Adesso non so se Pulmin con la I accentata oppure no, credo con la I accentata. Comunque, Tosatti, non vorrei essere ripetitivo, ma guardate il Cristo che indica e giudica le nuove batterie. C'è una specie di pre-recensione. Come buono! Come buono! Se vergogna. Ho la privacy. Che tipo di...
Ecco là, aspetta che ozonizzo anche a Mirko. Mirko, in giro ozonizzo tutti. È bella sta trappola, funziona molto bene. Non mi ricordo dove l'ho presa, però funziona. Turbolenza cronologica. No, vabbè, allora adesso sto partendo, sto andando via dalla casa di Mirko perché abbiamo terminato di girare i video dell'installazione delle nuove batterie a litio della DS Tech, quelle che chiamano arrabbiate, kit a 600 Ah. E niente, praticamente ho ancora il DC-DC spento e le batterie sono al 100% perché c'è stato un pochino di sole, adesso sta iniziando a piovere e quindi niente, dopo, vabbè, tu l'avrai già visto, questo sarà il momento in cui girerò quella settimana di lavoro normale, cioè dove non mi impunterò per forza a finire le batterie, a fare cose particolari, ma proprio a dimostrare se ti interessa vatti a cercare la puntata, è Pullmin 5.0 oppure cerchi DS Tech, le puntine al mondo, ti vengono fuori poi tutti i video girati e c'è stata questa simulazione reale, perché effettivamente è la verità, io ho di questo ufficio mobile su 4 ruote, perché io ho un ufficio, magari per chi è nuovo del canale, ho un ufficio costruito all'interno di un camper. Poi vabbè, sono io un po' matto e dentro sto camper anche ci vivo, cioè ci vivo, è la mia casa, che mi fa sempre brutto dire ci vivo, cioè non è che vivo dentro al camper, una volta dormo da morosa, una volta dormo in tenda, una volta dormo in albergo, cioè ho la mia vita colorita e allegra come l'ho sempre avuta, insomma, ecco, però la mia base, il mio nido, ecco, il mio riparo, ho voluto che fosse un camper. Ragazzina piccolina, ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, ragazzina. Bambolina, perché